Buongiorno a tutti, ci troviamo di nuovo nella campagna muzzanese, in mezzo alle sue vigne, ai suoi orti e ai suoi campi. Siamo qua con il signor Araboni che ieri sera è stato svegliato da un bagliore improvviso nella notte e questa mattina ha trovato questo. Un segno bruciato nell'erba di forma circolare. Ma signor Araboni, ci racconti un po' più della sua esperienza? Buongiorno. Niente, questa notte all'improvviso ho visto tutte queste luci, queste cose, mi sono anche preoccupato e mi sono svegliato per il frastuono. Sono arrivato qua di corsa ma non capivo bene perché nel buio, quindi con una torcia o qualcosa ho visto questo cerchio e non riesco a capire bene cosa sia. E la cosa mi ha fatto molto paura perché c'erano ancora molte luci nel circondario e quindi sì, Ma io non credo in queste cose, però questo mi dà da pensare che qua a Muzzana ci sia qualcosa di particolare. Ma lei ha visto qualcosa, qualche bestia che si allontanava da... Ho visto solo qualcuno con questa testa enorme che correva verso la ferrovia e dopo non lo so, si è perso negli alberi, nelle cose, è scappato, non lo so perché sono ancora terrorizzato e non saprei dirle altro. Ma cioè, può descrivercelo oltre a questa testa enorme? Non lo so, era buio, guardi, era alto con questa testa molto allungata e i piedi lunghi, palmati, non lo so, guardi, io l'ho solo visto correre, avevo paura e quindi non posso dirle altro, non posso aiutarle in altro modo. Rimane solamente questo segno sull'erba che capiremo cosa sarà. Va bene ragazzi, qua dalla campagna muzzanese è tutto. Vi lascio con queste ultime immagini dell'accadimento di questa notte. Vi ringrazio e saluto tutti.